È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. L'ira di Zaia è evidente, la questione della forte riduzione delle forniture del vaccino Pfizer alle regioni, riduzione peraltro che vede il Veneto ed altre regioni azzoppate e rischia di mettere a repentaglio proprio le vaccinazioni. Se venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Cioè, questa settimana, facendo 2 o 3 accorgimenti, potremmo riuscire ad attutire questo grave danno che ci è stato fatto, perché abbiamo accantonato del vaccino e perché utilizzeremo quello che ci arriverà, ma stiamo parlando solo di richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa. Pronti a tutelarsi, il presidente Zaia ha già messo in mano la situazione all'avvocatura, anche se i contratti non sono stati stipulati dalla regione, che però è parte lesa in questa vicenda e i veneti sono i danneggiati. L'altro tema forte è quello della scuola, il ritorno in classe che oggi vede il Veneto in didattica a distanza per le scuole superiori e un ricorso presentato al TAR. Penso che sia un diritto in democrazia di dissentire e anche di ricorrere. Noi ci adegueremo a pareri, a ordinanze o altro a livello nazionale solo se la condizione sanitaria sarà ovviamente utile a sostenere questa tesi della riapertura. Si attendono i numeri della situazione epidemiologica per decidere, ma ad oggi in Veneto ci sono 4.778 situazioni scolastiche con almeno un caso positivo. Sono oltre 5.000 gli studenti di ogni ordine e grado e più di 1.800 docenti e operatori positivi.